La collocazione mediterranea diventi punto di forza dell'identità regionale siciliana. Questo è il tema forte che è sviluppato ieri e l'altro ieri al Verdura Resort di Sciacca in occasione della terza conferenza di sistema regionale di Confcommercio Sicilia. Dopo Marsala e Siracusa, la scelta è caduta sul centro agrigentino, il cui territorio è in grande fermento dopo il riconoscimento di capitale della cultura per l'anno 2025. La conferenza regionale ricalca l'impronta dell'appuntamento nazionale avvenuto lo fine settembre in Sardegna e assume per Confcommercio Sicilia un significato preponderante. Le articolazioni del sistema si confronteranno per tracciare il bilancio del lavoro svolto, con particolare riferimento agli aspetti alla ripartenza dopo gli anni pesanti della pandemia e a tutto ciò che invece dovrà essere effettuato nei mesi a venire per quanto riguarda il sostegno alle imprese toccate duro dagli effetti di quella che Confcommercio definisce ormai uno stato di crisi permanente che vede rincorsersi emergenza su emergenza. Direi che tra l'altro è un segnale tangibile e concreto che Confcommercio Sicilia ha voluto dare al nostro territorio, alla provincia di Agrigento, anche in funzione di quello che avverrà con Agrigento Capitale della Cultura 2025. Cominciamo a marcare il territorio e anche a proporre una serie di iniziative importanti che riguardano il nostro comparto. Naturalmente sarà l'occasione per poter fare un po' il punto su tutto quello che è il nostro comparto, il comparto allargato alle imprese in generale. Confcommercio oggi è davvero capace di poter rappresentare un ampio raggio di tutte quelle che sono le attività produttive, dalla produzione ai servizi, dal retail al turismo. Sono tutte cose che assieme formano davvero una proposta che vogliamo dare al meglio. Analizzeremo quelle che sono le criticità da un lato e quelle che sono le buone pratiche dall'altro, per cercare di avere un indirizzo comune e guardare con un miglior ottimismo a quello che rappresentiamo e quello che rappresenterà il nostro territorio e la provincia di Agrigento in particolare, in questo caso, che si pone come luogo di incontro tra istituzioni, quindi politica e corpo intermedio. Ecco, dicevamo la Sicilia al centro del Mediterraneo. In che modo Confcommercio può contribuire perché questo avvenga? Sicuramente può dare un contributo importante, lo sta già facendo anche attraverso una serie di protocolli e di accordi che vengono sottoscritti. Uno tra tutti, tra gli ultimi, è quello con la Fondazione del Turismo Maltese, che ha all'interno del proprio organismo una serie di stakeholder importante, ma soprattutto anche di rappresentanza dell'area mediterranea. Confcommercio Sicilia ha siglato un accordo, è stato presentato anche in quel di Roma, per avviare e intensificare quelli che sono gli scambi commerciali fondamentali anche con questa parte del Mediterraneo, con Malta in particolare. E soprattutto vogliamo focalizzare il fatto che, essendo in una posizione strategica per il Mediterraneo, quale migliore occasione per poter incentrare all'interno della nostra regione tutta una serie di condizioni che possono essere da pungolo e da leitmotiv per poter avere quello che la nostra terra si merita, cioè uno sviluppo commerciale e imprenditoriale di alto livello. Che comunque è un'attività Agrigento 2025 che ha dato grande enfasi a quello che è il territorio di Agrigento, ha dato grande pubblicità, e quindi il Confcommercio regionale ha scelto anche la nostra provincia proprio per fare il punto della situazione su tutto quello che sono le attività del commercio, del turismo e dei servizi, quindi la mission di Confcommercio in questo luogo stupendo che è il Verdura Resort. Agrigento 2025, che non è un inizio, non è un traguardo, ma è anzi al contrario un punto, una sorta di stella cometa che serve un po' a tutti gli operatori per cercare di comprendere effettivamente le grandi potenzialità che ha questa provincia, la provincia di Agrigento, soprattutto sul turismo, e metterla in pratica, così come abbiamo sempre detto, ma che difficilmente abbiamo portato a termine. Intanto la grande attesa e poi il grande risultato che proprio Roccoforte Hotel
che ha una struttura in provincia di Agrigento, è entrata a tutti gli effetti all'interno di Federalberghi. Quindi c'è tante carne al fuoco su questo ambito, non soltanto da un punto di vista alberghiero, ma anche extra alberghiero, perché ci dobbiamo far trovare pronti per questo grandissimo appuntamento che è appunto il 2025, con servizi assolutamente di qualità. Sì, senza dubbio. Noi siamo alla terza esperienza, abbiamo già fatto un'esperienza a Marsala, poi abbiamo fatto la seconda a Siracusa, oggi ci troviamo a Sciacca. C'è un motivo, perché siamo anche in procinto di iniziare i lavori per la città della cultura che sarà in questo territorio, e quindi gradivamo dare un segnale forte alla Sicilia, essere qui presenti nella provincia di Agrigento. La nostra conferenza ha due momenti particolari. Uno è un momento tecnico dedicato ai direttori, dedicato ai dipendenti, dove faremo il focus sul rinnovo del contratto collettivo di lavoro. Andremo a parlare di internazionalizzazione e digitalizzazione delle imprese.